Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ancora in studio con noi Carlo Valerio, che è il presidente di Confapi Padova. Buongiorno. Associazione di piccole e medie imprese. Sì. Allora, lei recentemente, si è espresso su tante cose. Il motivo, il pretesto alla nostra conversazione odierna, il motivo principale è la Brexit. Perché lei ha detto un colpo da 58 milioni per l'export padovano e di 429 per quello veneto. Quello che sta accadendo sancisce il fallimento dei populismi. Al di là adesso del giudizio politico, sul piano economico quanto rischia di costare così tanto? Sì, allora intanto questi sono dati come tutti quelli che noi presentiamo, che noi raccogliamo da banche dati pubbliche ed elaboriamo grazie al nostro Fabbrica Padova. E partiamo sempre dai numeri perché quelli dovrebbero essere assoluti e quindi coi numeri poi facciamo una serie di valutazioni. I numeri Lei poi sono un imprenditore, quindi 2 più 2 fa 4, in sì, politica poi noi fa anche 5, fa 3, 3,5. Sì, la nostra azienda lavora al 50% con la Gran Bretagna, quindi abbiamo anche un'esperienza nostra diretta, diciamo. Questi sono numeri e ci servono a darci un'idea, però il numero di per sé dice molto poco nei confronti di quanto grave sia la situazione della Gran Bretagna, perché questi sono numeri che prendono in considerazione eventuali difficoltà o rallentamenti dei volumi, soprattutto su lunga scala temporale con la Gran Bretagna, e invece poco dicono di quelli che sono i costi oggettivi che potrebbero invece dover essere affrontati immediatamente. Perché se non ci fosse un accordo per l'uscita guidata della Gran Bretagna, cadrebbero in un giorno tutti gli accordi commerciali di libero scambio che ci sono tra Gran Bretagna e il resto dell'Europa, perché con le altre nazioni loro hanno altri contatti bilaterali. Il che vorrebbe dire che da un giorno all'altro tutta la merce che entra in Gran Bretagna dovrebbe fare dogana. Fare dogana, per uno che si occupa d'altro, è qualcosa che ha un significato relativo, però fare dogana vuol dire che ogni singolo mezzo con ogni singolo chilogrammo di merce che va in Gran Bretagna deve fermarsi in un deposito, attendere il suo tempo, passare una trafila burocratica di controlli anche fisici del materiale, di che cosa c'è dentro e tutto il resto, e poi la creazione di tutta una serie di documenti che danno un'autorizzazione a passare. Di là ci sarà un altro controllo burocratico e finalmente la merce può andare. Sembra paleolitico, come da noi però devo dire fino a qualche decennio fa. Ma certo, ma come era in Italia col resto dell'Europa, perché uno dei vantaggi enormi dell'Europa è stato proprio quello del libero scambio, soprattutto per una nazione fortemente esportatrice come l'Italia. Quindi da un giorno all'altro loro si troverebbero ad avere praticamente tutti i porti bloccati. Da cosa? Da merci che aspettano, da mezzi che aspettano di andare di là. Detto che mal comune mezzo gaudio non funziona in queste cose, chi ci rimette di più, la Gran Bretagna o noi? In prima battuta di sicuro la Gran Bretagna ha già cominciato a pagare molto caro il prezzo di una scelta fatta sul piano esclusivamente emozionale, perché loro hanno votato sì alla Brexit per dire no al governo, ma sarebbe bene che quando uno fa delle scelte sapesse per cosa sta scegliendo, però queste sono scelte emotive e chi ha guidato la campagna elettorale ha fatto un ottimo lavoro purtroppo là. Comuni a molti elettorati. Sì, ecco appunto. Allora, per loro c'è un problema immediato, perché la Gran Bretagna importa moltissimo di ciò che consuma, in alcuni settori arriva anche all'80%, come l'alimentare per esempio. Questi rallentamenti creano difficoltà di reperire le merci in Gran Bretagna, ma soprattutto determinano aumenti di costi, perché se prima una merce passava dritta, adesso deve fermarsi a una serie di passaggi come il gioco dell'oca, chiaramente questo ha dei costi, per cui i primi a pagare questa cosa sono loro. Hanno già cominciato a pagarlo perché la sterlina ha perso di valore dopo il voto sulla Brexit e quindi la vita costa un po' di più là. E chi la paga soprattutto? Le classi meno
cioè più svantaggiate, che sono proprio quelle che hanno poi guidato quella scelta. Quindi là c'è un'immediata perdita per loro, che si riflette poi in altrettanta perdita per tutti quelli che commerciano con la Gran Bretagna, perché in ogni caso questi rallentamenti non saranno solo per ciò che entra, ma anche per ciò che esce, e la Gran Bretagna è esportatrice di alta tecnologia nella farmaceutica, nell'elettronica. Loro ci sono nel mercato, è che hanno scelto di produrre qualche cosa di molto elevato per valore e invece di importare ciò che... Queste sono scelte che sono state fatte, ma oggi si trovano in questa situazione. Se loro dovessero cambiare questa cosa ci vorranno degli anni. E il fatto che sia pericoloso per loro viene evidenziato anche da cose che sembrano accessorie. Nel momento in cui c'è un piano per portare la Corte britannica in un posto protetto in caso di disordini per la Brexit no deal, sì, cioè senza regole, la dice molto lunga, anche perché, se dopo avremo modo di parlarne, noi essendo in contatto con gli inglesi ci rendiamo conto che loro stanno vivendo un periodo di assoluta follia incontrollata. Tutti stanno cercando di riempirsi tutti i magazzini per paura di non essere poi in grado di servire gli ordini che avevano acquisito. E questo in tutti i settori. Quindi c'è un grande aumento di volumi di trasporti già adesso. I magazzini li stanno riempiendo. Le aziende fornitrici non sono in grado di soddisfare l'esigenza aumentata, perché è un'esigenza contingente e non oggettiva e reale, e loro si preoccupano di questi, ognuno si preoccupa del suo, giustamente, e non si rendono conto che se ci fosse un no deal senza regole, questi sono gli ultimi problemi, cioè, i nostri pannelli che non arrivano sarebbero l'ultimo dei problemi per la Gran Bretagna, ce ne sarebbero ben altri. È per questo che noi diciamo la fine dei... Cioè, una pietra tombale dovrebbe essere sul populismi, perché sono state scelte fatte in modo assolutamente non informato. Il popolo ha il diritto e il dovere di scegliere, ma deve essere informato e deve pretendere di essere informato. Vedendola dalla nostra parte, diciamo, economia del nord-est, sì. Riducendo economia padovana, quanto rappresenta l'import-export con la Gran Bretagna? Lei prima correttamente ha detto la mia azienda fa il 50% del fatturato. Per noi rappresenta moltissimo. La Gran Bretagna in generale per l'Italia credo che sia il terzo o il quarto mercato. Il primo è la Germania. Per l'area padovana è più o meno lo stesso, perché noi abbiamo molte specificità, però di fatto anche i numeri che noi prendiamo di solito sono estrapolati e elaborati sulla realtà padovana. Di sicuro, ma vede, non è tanto ciò che un'azienda perde direttamente perché come noi commercia con la Gran Bretagna, è che siccome noi siamo la seconda manifattura d'Europa, produciamo per molti altri in altre nazioni che poi esportano, quindi è tutto più articolato di quanto non sembri così. Bisogna sapere, conoscere e rendersi conto che ogni cosa che noi facciamo ha delle ricadute immediate, molto gravi anche, se si sommano una all'altra, per tutto il mondo e viceversa. Questa è la società oramai, 7 miliardi, 8 miliardi quasi di abitanti non possono che vivere in una società che è sempre più interconnessa, a meno che non vivano nell'isola di Pasqua, lontanissima, dove però di fatto devono importare tutto anche là, perché non sono in grado di dare soddisfazione alle loro esigenze. 2 minuti per un altro tema d'attualità, reddito di cittadinanza. La vostra posizione mi pare un po' più possibilista, un po' più sfumata rispetto al mondo imprenditoriale che insomma ha eretto un muro contro il reddito di cittadinanza con svariate sfaccettature. Voi avete dichiarato pronti a fare la nostra parte su formazione, welfare e previdenza, ma la priorità è creare lavoro. Sì, ma allora dovremmo tirare le orecchie, no, che invece è bravissimo il nostro addetto stampa, perché noi non siamo per niente sfumati. Cioè, queste cose che lei ha detto sono fortemente una nostra volontà, ma hanno poco a che vedere con il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza, così come è stato formulato, non va assolutamente in questa direzione. È una cosa che non si capisce
come e perché sia stata fatta. Di sicuro non è stata fatta di concerto con chi si intendeva di lavoro. Perché... Quindi, voglio dire, è anche una posizione realistica la vostra comunque. Ma certo che visto che ormai l'abbiamo fatto, cerchiamo di utilizzarlo al meglio. Però noi sappiamo bene che purtroppo questo proprio non funzionerà. In questa zona d'Italia, poi in particolare, funzionerà ancora meno, perché noi abbiamo, dai nostri conti, circa il 2,7-3% delle famiglie che dovrebbero in teoria essere interessate. 7.000 famiglie padovane e 37.000 venete. Quindi il 2,7 sì, mi sembrava. Bene. Allora, in altre regioni d'Italia siamo al 15-20%. La rete che crea lavoro e che mette in comunicazione esigenze di lavoro con disponibilità di lavoro nel Veneto non passa attraverso le agenzie per il lavoro. Noi qua abbiamo un'altra realtà. Abbiamo una realtà di medie, piccole, piccolissime aziende che continuamente creano posti di lavoro o ci provano, i quali non passano attraverso questi meccanismi. Noi adesso abbiamo delle regole fissate da qualcuno che non aveva idea di che cosa succedesse. Ci sono 3 opportunità che questa persona deve accettare in qualche maniera, via via sempre con distanze crescenti. Intanto per noi, per esempio, la distanza non è un problema, perché 250 km vuol dire che uno va fuori dal Veneto, sostanzialmente. Ecco. E non ne capiamo il senso. Noi siamo consapevoli del fatto che era giunto il momento di riequilibrare un po' le risorse disponibili. Le classi che sono più abbienti devono farsi carico in qualche maniera di quelle che non lo sono, perché è giusto che sia così, e quindi salari e quant'altro. Però un intervento come questo del reddito di cittadinanza, che va in teoria ad aiutare le famiglie e le persone più in difficoltà, doveva essere formulato in un altro modo, andare a puntare veramente su chi è in disagio economico. Questa cosa, con questi soldi, poteva essere fatta attraverso i comuni, perché i comuni, che sono 8.600 in Italia, hanno la misura esatta di tutti i disagi, anche economici, che le varie famiglie si trovano ad affrontare, e avrebbero potuto dare risposte più mirate, senza ammantare questa operazione di questo apparente indirizzo per aumentare le opportunità di lavoro, che questa regola, cioè questo sistema, assolutamente non è in grado di allargare, proprio per niente, secondo noi. Grazie a Carlo Valerio, che ricordo essere il presidente di Confapi Padova, Associazione delle Piccole e Medie Imprese. È così. Grazie, alla prossima. A voi. No, non si metta così,